Victor Osimhen saluta i tifosi del Napoli. Giovani, buongiorno e ben ritrovati nuovamente sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. A meno che non viviate sulla Luna, penso che tutti avete visto e avete letto, anche sui vari siti del Napoli, che è uscito questo video dove Victor Osimhen mette i momenti migliori passati con la maglia azzurra. Ecco, questo spezzone secondo me sta a significare il probabile addio di Victor Osimhen, quindi è un saluto. Peccato perché non si possa commentare, perché è limitata la cosa di poter commentare. Che ti manca? Cosa vuoi? Che ti manca? Questo è il modo come io devo fare i video. Che ti manca? Che vuoi? Niente. Le scarpe le deve rovinare perché così gli dice la testa. Avevo finito? Grazie, Bracco, grazie. Comunque, è un addio che era nell'aria, diciamoci la verità. Anche se nelle ultime ore il Paris Saint-Germain sembra essere molto più forte su Kvara, e ne abbiamo già parlato perché si parla di un accordo di Kvara e il Paris Saint-Germain. Però ti piglia un po' quel nodo alla gola, no? Un po' lo stomaco lì che ti si ricontorce tutto e dici allora è arrivato il momento di dire addio pure a Victor. Allora lo sapete tutti, no? Come la penso io su Victor, che quest'anno non ha dato il 100%, infortuni, non infortuni. Comunque bisogna ringraziarlo per quello che ha fatto per il Napoli, lo scudetto vinto l'anno scorso e via discorrendo, tutte quelle cose bellissime, perché poi Victor è un ragazzo di cuore, questo lo dobbiamo dire. Si dice che abbia aiutato molto i ragazzi di colore a Napoli, anche a Castelvolturno, ha fatto tanta beneficenza nel napoletano e quindi questo lo possiamo elogiare, caro Victor, quindi possiamo dirti grazie. E io ve lo giuro, ci sono rimasto perché poi vedi, esce l'animo più sentimentale di Neapolis, no? Tu dici, te ne devi andare, e non è mercato di qua e di là, però voglio, è un pezzo della tua storia da tifoso napoletano che va via, no? Un ragazzo che tu l'hai visto. Mi dispiace, sono sincero. Ho gli occhi lucidi proprio per questo motivo, perché mi dispiace veramente, perché tutti dicono no, se ne deve andare, te ne devi andare, poi arriva il momento che il ragazzo se ne va e ti dispiace. E ti dispiace perché ti ha fatto passare un anno meraviglioso, quello dell'anno scorso, aiuto, abbiamo vinto lo scudetto dopo 33 anni. Sì, vattene Victor, vattene al Paris Saint-Germain, dove vuoi andare tu? Sapete, no, le cose che si dicono fra tifosi. Poi quando vedi che quello mette il video che sta per andare, che è il saluto ai tifosi napoletani, ti viene un po' il magone. La stessa cosa è stata per Driss, meno per Zelischi, forse perché Zelischi nell'ultimo periodo l'abbiamo visto veramente, veramente poco indossare la maglia nel Napoli, già stava pensando a Milano, sinceramente. Però ecco, ti entra nell'anima. Io spero vada via solo Victor, sinceramente, quest'anno, perché un addio anche di Kvara io non lo potrei sopportare, sono sincero. Victor, bene o male, ci passi su, dice vabbè, è un attaccante e naturalmente vuole giocarsi la Champions League. Accontentiamolo, c'ha una clausola e mandiamolo via. Però io ti sale un po' il magone. Io peccato che non si possa commentare il video, ragazzi, perché è limitata la scelta dei commenti. Non so come mai Victor ha fatto questa cosa. Diciamo che nell'ultimo periodo, anche quando ha litigato con il Napoli, che tolse le foto sui social con la maglietta del Napoli, tutti quanti l'abbiamo attaccato. Questo è vero, però che è arrivato il momento e questo sa proprio di addio da parte di Victor. Mi aspettavo qualcosa di parlato, sinceramente, un po' stile alla Dries Mertens, lì proprio i chilometri di pianti che mi sono fatto quando Dries ha detto non rinnoverò con il Napoli, andrò via. Lì proprio mi sono sciolto del tutto. Però ecco ragazzi, perché poi quando noi diciamo i giocatori vanno, la maglia resta, è una stronzata, lo sappiamo pure noi, lo sappiamo che è una grande stronzata. E poi li vedi, no? Tu dici, di qua, di là. Io lo so, forse sono stupido, lo so. Sono un romantico del calcio, le bandiere, questo e quello, lo so. Molti me l'hanno detto, Neapolis, ma quel calcio non esiste più. Lo so, ragazzi, che non esiste più quel calcio. Cosa vuoi fare? Vieni qua, dai. Vieni.
Bracco, vieni qua. Vieni? No, vuoi saltare? Non sei buono perché non ce la fai a saltare. Io ho la squadra, voglio quando fai la squadra, vedete? C'è la squadra. Comunque, a parte le stronzate. Caro Victor, noi ti auguriamo il meglio. Noi ti auguriamo il meglio dopo che ci hai portato lo scudetto. Di sicuro mo ci sarà il fenomeno. Neapolis, l'hai sempre criticato, l'hai sempre... Ragazzi, è vero, l'ho sempre criticato quest'anno, l'anno scorso no. Però quest'anno è andata così, non ci possiamo fare niente, va così. Però uno si affeziona, uno dice no, la maglia. Però quando li vedi andare via tutti quanti, uno dice ci rimani male, non è normale. Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto. Ditemi se avete visto il video di Victor. Il primo se ne va. Ora dobbiamo vedere chi ci rimane, perché poi tu devi vedere pure questo, chi ci rimane, chi parte, chi viene, chi arriva. Arrivi, speriamo, arrivi Conte entro lunedì, l'annuncio ci dovrebbe essere, ma la vedo dura, sapete i contratti di Laurentiis ci vogliono 10 anni prima di farli trascrivere ai procuratori, questo e quello, perché diritti di immagine, tutte queste stronzate. Comunque fatemi sapere, sempre e comunque forza Napoli, grazie Vittor.